un istituto giuridico nuovo, è nato solo il 13 agosto scorso e che prevede l'obbligo di fermarsi e prestare soccorso agli animali, così come era fino adesso per le persone. Insomma, non si sfugge e se i carabinieri della stazione di Legnaro hanno il primato di essere stati appunto i primi ad applicare la sanzione di fatto, sono in pochi a sapere come ci si deve comportare quando si investe un animale. D'altronde, fino a prima del 13 agosto, al massimo una persona di buon cuore spostava l'animale investito a lato della strada. Oggi invece, se viene beccato, la sanzione è salata, anzi salatissima. Si va da un minimo di 385 euro ad un massimo di 1659. Se può consolare l'automobilista non c'è l'omissione di soccorso, come in caso di investimento tra esseri umani. Ma allora come ci si deve comportare in caso di investimento di cane, gatto o altro animale? Hanno poi anche il diritto di trasportare gli animali direttamente in una clinica veterinaria, anche infrangendo il codice della strada perché c'è lo stato di necessità. Può semplicemente telefonare al 118 o al 112 e farsi prestare soccorso dagli addetti. Quindi automobilista avvisato, mezzo salvato. D'ora in poi massima attenzione perché la multa è in agguato. E occorre fermarsi e prestare il soccorso. Se non lo si fa e si scappa? Se non lo si fa, chiaramente non è previsto l'arresto come per le persone, si applica questa sanzione amministrativa. E i militari di Legnaro sono arrivati all'investitore grazie ad alcuni cittadini che hanno segnalato l'accaduto descrivendo l'auto. Scusi, ma quando l'avete trovato gli avete detto che prendeva 385 euro di multa, cosa vi ha detto? Ha detto così tante per un cane.